Buongiorno, buongiorno. Ci occuperemo oggi dell'omicidio del patron di Tele Pordenone, Mario Ruoso, massacrato a sprangate ieri nella sua abitazione. È stato fermato uno storico collaboratore di questo imprenditore che continuava a lavorare all'età di 87 anni. L'omicidio è avvenuto sulla porta di casa. Ci collegheremo in diretta con il nostro inviato Federico De Ros. Ma intanto vediamo la cronaca a Padova, un furto, un imprenditore, un orafo che è stato derubato di molti valori nella sua auto ferma al semaforo. Andiamo in diretta da Chiara Gaiani e da Andrea Benetti per la parte tecnica. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Ci troviamo esattamente nel posto dove è avvenuto il furto ieri pomeriggio, poco prima delle 16. Come potete vedere, questo è un punto anche di grande passaggio, ci sono auto in continuazione. Ringraziamo il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, per essere con noi. Che cosa è accaduto? Come dicevo prima, più o meno alle 15:50 un rappresentante orafo sulla sua Mercedes è fermo al semaforo in direzione di Stra, perché qui ci troviamo esattamente ai confini tra le province di Padova e Venezia, quando un'auto che proviene dalla direzione opposta, una BMW, si affianca all'auto del rappresentante orafo. Un'azione fulminea, uno dei due occupanti del veicolo scende, colpisce il finestrino posteriore, arraffa il campionario, un valore di diverse decine, addirittura pare centinaia di migliaia di euro, e fugge. Tutto ripreso dalle telecamere, perché sindaco, questa zona e tutta Noventa Padovana in realtà è coperto dalle telecamere. Sì, noi abbiamo il territorio più videosorvegliato della provincia di Padova, dove le forze dell'ordine collaboriamo anche con un accordo con i carabinieri, che io continuo a ringraziare perché stanno facendo un lavoro eccezionale, grazie al comandante Enzo Callegaro. Come potete vedere, tutta l'area è coperta da videocamere, e quindi io volevo fare un avviso a questi delinquenti, a prescindere dall'etnia, dal colore, dalla razza, dalla religione, eccetera. Tutto quello che avviene a Noventa Padovana va direttamente in prima serata alle forze dell'ordine, quindi l'avviso che gli do: non venite a fare queste robe qua a Noventa Padovana, perché abbiamo tutto il territorio messo sotto controllo dai sistemi di videosorveglianza, quindi non venite. Ecco, questo era un avviso. Di più purtroppo non posso neanche dire, perché i carabinieri stanno andando avanti con l'indagine, quindi non posso confermare né smentire né le dinamiche, né gli importi, né i nomi, né le targhe, eccetera, però sappiate che in questo momento le forze dell'ordine stanno lavorando in maniera importante e sono già a buon punto. Ecco, le immagini infatti sono state registrate dalle telecamere, hanno visto il percorso dell'auto che poi ha imboccato una viuzza qui nei pressi, e l'hanno seguito. Il rappresentante arrivava dalla provincia di Treviso, è incolume, nel senso che non gli è stato fatto niente. Certo, ci troviamo comunque in un punto di passaggio, immagino che alle 4 del pomeriggio tanti abbiano visto, sindaco. Assolutamente sì, tra l'altro questa è una zona molto trafficata, dove per attraversare il semaforo ci si impiega diverso tempo, motivo per il quale insomma i passaggi sono stati ampiamente documentati. Ecco, quindi come avete sentito dal sindaco Marcello Bano, che ringraziamo, i carabinieri stanno lavorando per l'identificazione degli autori di questo furto, un furto che si configura come furto aggravato. Noi continueremo a seguire questa vicenda. Ringrazio Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, per essere stati con noi, ed Andrea Benetti per la collaborazione tecnica. Direttore, la linea può tornare a te. Grazie a Chiara Gaiani e Andrea Benetti, ovviamente al sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano. È un episodio che ha destato molta sorpresa, è quello di un furto a danni di sindaci che erano riuniti in un ristorante per parlare anche della questione sicurezza. Luisa Bertini.
Cena conviviale in pizzeria, seduti al tavolo una trentina di amministratori, che finisce con una disavventura per 2 sindaci, vittime di furto in auto, quello di Isola Vicentina e quello di Bolzano Vicentino, che si sono trovati i finestrini delle macchine parcheggiate fuori in frantumi. Parte dell'area furtiva, tra cui borsoni, caricabatterie, è stata ritrovata grazie al segnale GPS di un tablet in un campo abbandonato dalle parti di Creazzo. Abbiamo constatato l'ammanco, poi da lì subito chiamata i carabinieri e la geolocalizzazione tramite un iPad che abbiamo geolocalizzato. Ci siamo recati nella zona in attesa che arrivassero anche lì con noi i carabinieri e siamo riusciti, grazie anche ai carabinieri, a trovare la nostra area furtiva e anche quelle di altri furti. Tema sicurezza che torna alla ribalta e che resta sul tavolo dei sindaci, che a loro volta sollecitano l'intervento della politica centrale. Stiamo investendo in sicurezza, in sistemi di lettura delle targhe, stiamo cercando di affiancare anche con segnalazioni più puntuali le forze dell'ordine, che comunque, non dimentichiamolo, stanno continuando a fare il loro lavoro. C'è un lavoro di sinergia tra carabinieri e polizia locale certamente, ma anche immagino polizia di Stato, dove è più attiva. Il compito nostro è anche sollecitare la parte politica più alta, con maggiori responsabilità anche in termini di norme, anche sicurezza e giustizia, insomma non guardano in faccia a nessuno, non possono essere temi di destra o di sinistra, sono temi che interessano tutti i cittadini senza colori, senza appartenenze. Vediamo anche il titolo del Gazzettino che riguarda i dipendenti infedeli delle poste che rubano banconote da buste e pacchi spediti anche alla Banca d'Italia. Decine di episodi contestati, una notizia che viene da Padova. E poi ci sono ovviamente, oltre ai furti, le spaccate, un vetro della pizzeria sfondato a colpi di calci, è accaduto a Vittorio Veneto, con le impronte che sono state lasciate, che fanno pensare a giovanissimi autori di questa spaccata. Sentiamo Francesca Bozza. Con diversi calci hanno rotto il vetro della porta e alla fine poi fortunatamente non sono riusciti a entrare, perché probabilmente hanno visto qualcosa di strano fuori o comunque non sono riusciti a entrare. È stato un vicino ad avvertire i titolari della pizzeria da sport La Tarantella di Vittorio Veneto di quanto successo nella notte tra lunedì e martedì. Il vetro della porta d'ingresso sfondato a colpi di calci. I responsabili hanno lasciato anche dei segni che fanno pensare possa trattarsi di giovanissimi. Le impronte delle pedate vicino alle porte innanzitutto erano delle scarpe piccole 25-26 centimetri, e poi erano quelle scarpe basse senza tacco che sai di uso lo usano i giovani. Le pedate erano di una sola scarpa. Non è la prima volta che qui succede un episodio simile. La prima volta hanno dato a calci vicino al maniglione. Il signore sopra ha sentito il rumore, si è affacciato e in 2 sono scappati via. Anche stavolta probabilmente sono stati disturbati, non riuscendo a portare a termine il loro piano, ma lasciando dietro di sé danni pesantissimi, oltre 1.500 euro. La gente è esasperata, ammette Vanacore. Un ladruncolo di questo, che ha fatto uno scasso senza neanche un attrezzo, lo arrestano, ma dopo 2 ore sta già a casa, e quello è il problema. Questa spaccata arriva a Vittorio Veneto dopo mesi che non succedeva nulla in città. Mi dispiace molto per i titolari, dice la sindaca Bagliana, che rassicura cittadini e commercianti sull'attenzione posta dall'amministrazione sul fronte sicurezza. Siamo molto attenti a tutto quello che succede in città, siamo continuamente in contatto con le forze dell'ordine, io e il comandante ci sentiamo spesso e cerchiamo di monitorare tutto quello che succede in città. E sui furti alle poste di Padova, di cui vi parlavamo prima, abbiamo un servizio, vediamo. Furti nella corrispondenza e banconote sottratte dai plichi postali destinati alla Banca d'Italia. È quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo operativo antifalsificazione monetaria di Roma, insieme ai militari del nucleo investigativo di Padova, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura padovana. Una dipendente di 48 anni del centro di smistamento postale di Padova è stata arrestata in flagranza con l'accusa di peculato continuato. Al termine del turno di lavoro è stata trovata con 2 banconote, una da 20 euro risultata falsa e una da 50 euro autentica, che secondo gli investigatori erano state sottratte da raccomandate affidate alla sua gestione. Indagata anche un'altra impiegata dello stesso centro, durante una perquisizione domiciliare i carabinieri hanno sequestrato lettere, biglietti augurali, gadget e 680 euro in contanti,
ritenuti presumibilmente proventi della corrispondenza trattata. Le indagini sono partite nel luglio del 2025 dopo la segnalazione della Banca d'Italia, che aveva rivelato numerose raccomandate inviate da filiali bancarie del Triveneto prive delle banconote sospette che ne avrebbero dovuto contenere. Gli accertamenti, svolti anche con il supporto della sicurezza di Poste Italiane, hanno permesso di individuare il punto critico proprio nel centro di smistamento di Padova. Fino ad ora le forze dell'ordine hanno accertato 35 episodi di sottrazione di denaro e decine di aperture di plichi ordinari. Servizio di Marta Zatta. Torniamo a quanto è accaduto in via Zorzetto a Treviso, cioè lo spray al peperoncino che ha intossicato una fioraia molto nota, Giuseppina Gottardo. Vediamo. Quanto siamo date il cambio io e mio collega, mi ha detto guarda che stanno tossendo e praticamente tutti gli occhi rossi, che lacrime, ne butta l'acqua. Io ho portato l'acqua, l'ho buttato praticamente dove c'è lo spray di questo che hanno buttato ai ragazzini. Torna così sul pomeriggio concitato vissuto in via Zorzetto Fatima, barista tra le prime a intervenire in soccorso di Giuseppina Gottardo, per tutti Pina, la signora dei fiori di Treviso. La cronaca è quella di una bravata che poteva però avere conseguenze ben peggiori, vista soprattutto l'età della fioraia, 86 anni, da 60 presenza storica della città. Sono le 2 del pomeriggio infatti quando un gruppetto di ragazzini butta a terra una bottiglietta di spray urticante e poi si dà alla fuga. La sostanza si propaga presto nell'aria che si fa così irrespirabile. Che lei è asmatica e comunque non riusciva a fermare dei tossiri. Fatima dà alla signora Pina un bicchiere di latte, ma fastidio agli occhi e irritazione vengono accusati anche da altri passanti. Sul posto arrivano poi i sanitari del SUEM 118 e pure i carabinieri. Chi conosce Pina dice che la donna è rimasta molto scossa e che per qualche giorno rimarrà a casa, proprio lei che non è mai mancata in decenni di attività. Secondo me sono ragazzi, perché che l'ha visti ha detto che sono ragazzi minorenni. Ragazzi minorenni che hanno fatto quindi... Due maschi e una femmina. Loro una che hanno un altro impegno che non ha questa violenza. Che hanno altre sport e altre cose, impegni che non fare cose che non devono fare. Servizio di Cristian Arboit. A proposito di violenza giovanile, grande preoccupazione a Bassano per le risse tra ragazzi che si stanno verificando nella zona del centro studi di Bassano. Aggressioni brutali che creano timori soprattutto tra genitori delle migliaia di studenti che frequentano le scuole superiori bassanesi. Andiamo da Mirko Cavallina. A te Mirko. Buongiorno da Bassano del Grappa con Alessandro Costacutta alla parte tecnica. Insieme a me c'è il professor Francesco Merici, dirigente scolastico dell'Istituto Remondini di Bassano, uno degli istituti scolastici superiori che compongono il centro studi, una vera e propria cittadella con migliaia di studenti all'esterno. Lo abbiamo documentato nei giorni scorsi, ma sono arrivati anche altri video. Ci sono state delle risse in orario di uscita con alcuni giovani coinvolti, anche delle stesse scuole, e poi tanti che facevano da spettatori, magari prendendo le parti dell'uno o dell'altro. Intanto, professor Merici, a lei che coinvolgimento risulta dei vostri studenti? Mi risulta che tra i ragazzi coinvolti nella rissa almeno uno sia frequentante del Remondini. E altri invece potrebbero venire anche da fuori o da altre scuole? Sono tutti studenti della cittadella, quindi delle Inaudi probabilmente, e mi risulta anche la presenza di uno studente di terza media. Quindi uno studente di 13-14 anni, diciamo così. Da docente, da insegnante, da formatore, adesso da dirigente, che lettura dà di questo fenomeno? Ma in primo luogo mi pare un tentativo un attimino degli adolescenti di trovare uno spazio all'interno della società e in modo particolare nel confronto tra pari. I ragazzi hanno bisogno di ritagliarsi uno spazio, di farsi valere, di trovare una collocazione anche sociale ed emotiva. E questi lo fanno diciamo menando le mani. Quindi utilizzando delle attività che poi sono le stesse che si applicano nell'agonismo di tipo, non so, arti marziali, box. Allora pare che il bisogno appunto di trovare una collocazione sociale sia realizzato menando le mani.
ma non è tanto diverso da quello che stiamo vedendo in questo momento a livello internazionale, cioè per far valere le tue ragioni usi la forza. I ragazzi guardano e imparano purtroppo. Sì, quando ci sono dei comportamenti strani da parte degli adolescenti bisogna interrogarsi se per caso non abbiano imparato da noi adulti. Poi non siamo noi docenti, noi dirigenti e neanche noi genitori. Però si guardano intorno e capiscono nella società di oggi quali sono i comportamenti che premiano. Poi in realtà se non avessimo tutto questo contorno dei social o della pubblicità, probabilmente sarebbero anche comportamenti minimalisti, cioè con un significato molto semplice, delle persone che si confrontano e se le danno, perché probabilmente non possiedono la parola, perché noi che lavoriamo a scuola siamo convinti che le situazioni si sbrogliano utilizzando la parola. Se devo difendere le mie posizioni, lo faccio parlando. Se non sono in grado di argomentare, picchio. Grazie al professor Francesco Merici, dirigente dell'Istituto Remondini. Con Alessandro Costacurta da Bassano è tutto, a voi. Grazie molte Mirko Cavallini e Alessandro Costacurta, e ci spostiamo a Mestre da Ilaria Marchiori e Simone Merlo sulla questione delle moschee. Andiamo in via Giustizia. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui in via Giustizia, nel terreno dove si sta lavorando da ormai circa una settimana per spianare e soprattutto per ripulire, in attesa di poter avere i permessi e dare vita a questa nuova moschea, per cui tra l'altro giorni fa abbiamo documentato anche nei nostri telegiornali, la Lega si è recata qui sul posto per protestare e dire no. Insieme a noi c'è Prince Olader, il portavoce della comunità bengalese. Lei dice i fondi, tutto quello che si sta facendo è trasparente, regolare e noi non molliamo. Assolutamente sì, è un progetto che va avanti dal 2024, dove abbiamo conosciuto la famiglia Ross che era disposto a cedere questa proprietà, e nel tempo abbiamo avuto diverse riunioni, diversi incontri con i comuni, con le forze dell'ordine, e abbiamo sempre dimostrato la nostra trasparenza e la nostra tranquillità. E ovviamente è un posto che è degradato, come sta finendo l'amministrazione, quindi noi adesso non depositiamo niente, aspettiamo che finisce tutto e riparta da zero e poi vedremo come procedere. Prima di tutto è un posto che era abbandonato, degradato, pieno di macelli, pieno di erbacci, sembrava quasi una giungla inaccessibile, e dove c'erano tantissime persone del drop-in che venivano qua a vivacchiare, a farsi di tutto. Noi cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di dare almeno un minimo di dignità a questo posto, quindi ripulendo a spese nostre, dopodiché vedremo se fare qualche piccolo evento in modo da tenere attiva questa zona. E come ben sappiamo anche la carrozzeria Modena che si lamenta da una vita e nessuno interviene, in questo posto c'è bisogno di un presidio fisso, e come la comunità bengalese ha bisogno di un posto, le due cose si coincidono. Quindi se noi riusciamo ottenere tutti i permessi, tutte le cose, noi vogliamo comunque fare un luogo di culto dignitoso che dà dignità alla comunità bengalese. È da troppo tempo che noi non abbiamo spazio dedicato dove poter professare la propria fede in un posto tranquillo e dignitoso. Lei fondamentalmente sostiene che avere una moschea in questo punto potrebbe aiutare a riqualificare la zona, ma soprattutto a dare maggior sicurezza. Assolutamente sì, abbiamo avuto anche diversi incontri con le forze dell'ordine, comunque dove abbiamo dimostrato la nostra disponibilità a mettere delle telecamere, avere delle telecamere connesse direttamente con la questura. Ovviamente questo tipo di protocolli, questo tipo di accordi si fanno una volta che si finisce di costruire le strutture, non prima, quindi c'è la volontà da parte della comunità di dare ancora più sicurezza, di dare un po' di dignità a questo posto che è abbandonato da ormai 30-40 anni. Il vostro appello in velocità a chi va fondamentalmente? Perché adesso il comune sarà chiamato a eleggere il nuovo sindaco, quindi in primis al nuovo sindaco. Al futuro sindaco, alle future amministrazioni, in modo che capiscono che c'è una comunità importante come quella bengalese che chiede un posto dignitoso da tantissimo tempo, come questo posto, questo luogo è abbandonato, perché non dare a una comunità che vive
dignitosamente e che vive in tranquillità in questo posto da ormai 50-60 anni. Ecco, Aulader, prima di restituire la linea sorge spontanea una domanda. Lei fa parte di Fratelli d'Italia, però in questo caso quello che lei chiede e sostiene va in contrasto in realtà con quelle che sono le idee in questo momento del centrodestra sulla questione della moschea qui in via Giustizia. Assolutamente no, il luogo di culto è un luogo, se è fatto rispettando tutte le regole, tutte le normative, non va in contrasto con nessun partito, con nessuna legge, con nessuna persona. La fede, la professione della fede è garantita dalla Costituzione italiana, quindi non c'è niente che va in contrasto se la cosa viene fatta rispettando le regole, le norme nazionali e quelle locali. E voi, essendo una comunità molto numerosa, potete garantirlo? Assolutamente sì. Sì. Dunque, avete sentito, io ringrazio Prince Aulader, qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Molte a Ilaria Marchiori, a Simona e Merlo per la parte tecnica, e andiamo a Vicenza perché c'è tensione al San Bortolo attorno ai medici del pronto soccorso. Ci sono stati dei provvedimenti dell'azienda sanitaria. Per noi in diretta Federico Fusetti e Simone Squarcina. A te Federico. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Focus TG, sono con Andrea Gregori, il segretario del sindacato Nursing di Vicenza, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Un paio di settimane fa ci eravamo visti davanti alla prefettura, voi eravate in agitazione, avete sospeso lo stato di agitazione quel giorno perché insomma c'era la speranza che le cose potessero migliorare, soprattutto attorno al pronto soccorso e ai medici che operano lì. E invece la situazione non è cambiata in meglio a quanto pare. No, se possibile è peggiorata. Nelle ultime 2 settimane sono stati allontanati 2 medici della cooperativa del pronto soccorso, uno perché ha aggredito verbalmente un'infermiera che lavorava al triage ed un altro è stato mandato via seduta stante per gravi violazioni contrattuali e deontologiche ed è stata aperta una indagine interna di cui sarà essa a valutare quello che è successo. Fatto sta che quel medico non ha neanche terminato il servizio, quindi con tutti i disservizi che ciò comporta rispetto a un pronto soccorso. E quindi adesso cosa potrebbe succedere? E ovviamente anche per i pazienti, cioè la situazione potrebbe peggiorare ancora, nel senso che il servizio potrebbe essere reso ancora più difficile. Ma noi è una cosa che portiamo avanti da almeno un anno, ci sono stati con questi 20 allontanamenti, quindi è chiaro che il problema esiste, soltanto che la soluzione che ha portato ieri, penso la vecchia amministrazione, non va nel senso da noi auspicato, ma anzi rischia di essere una manovra oscurantiva rispetto alle linee produttive all'interno di un pronto soccorso, se appaltiamo anche il personale infermieristico. Questo non deve assolutamente accadere, perché fino ad oggi è proprio grazie al personale infermieristico se abbiamo avuto decine di allontanamenti, perché le condizioni in cui si sono permessi di operare alcuni medici della cooperativa non erano sicuramente in favore dei cittadini. C'è qualche speranza che insomma invece adesso l'azienda possa, diciamo, rivedere queste posizioni e magari venirvi un po' più incontro, non a voi, ma ovviamente ai pazienti che sono loro al centro e le persone a cui dobbiamo guardare? L'auspicio è, come ha dichiarato ieri il direttore amministrativo, è che si faccia di tutto per internalizzare i servizi. Ci sono delle opportunità offerte anche dalla Regione Veneto, c'è un bando per 300 medici esteri che dovrebbero essere assegnati ai pronto soccorso del Veneto, e poi abbiamo anche una graduatoria interna di professionisti che si erano offerti per fare le guardie in pronto soccorso, quindi se si vuole e con un po' di pazienza si può arrivare a una soluzione diversa da quella prospettata dalla vecchia amministrazione. Tengo a precisare che ritengo non sia un caso quello che è successo a Vicenza e che sia successo proprio a Vicenza nel pronto soccorso, perché evidentemente i medici forniti dalla cooperativa si sentivano liberi di tenere determinati atteggiamenti.
Direttore, insomma, la speranza è che ovviamente qualcosa cambi in meglio, soprattutto per i pazienti, come dicevamo, e si vedrà anche come terminerà, come andrà avanti questa indagine interna che è stata aperta. Grazie ad Andrea Gregori, buon lavoro. Direttore, a te la linea, da me e da Simone Squarcina. Grazie molte Federico Fosetti, Simone Squarcina. Vediamo la cronaca giudiziaria. La Corte d'Assise del Tribunale di Padova ha condannato all'ergastolo Giacomo Friso, il 35enne di Villafranca Padovana, che nell'aprile del 24 aveva ucciso il suo vicino di casa, Michael Boschetto. Una camera di consiglio durata oltre 4 ore. La sentenza, letta dalla giudice Domenica Gambardella, pronuncia la parola ergastolo. Pena massima per Giacomo Friso, 35enne di Villafranca Padovana, condannato all'ergastolo per aver ucciso con 4 coltellate l'amico d'infanzia e vicino di casa Michael Boschetto il 27 aprile del 2024. La Corte d'Assise di Padova, al termine del processo di primo grado, ha accolto la richiesta fatta dal pubblico ministero Benedetto Roberti, che ha coordinato l'indagine. L'omicidio era avvenuto dopo una lite e a seguito di rancori covati per anni da Friso. Ad aggravare la posizione del 35enne anche un video e il selfie che si era scattato con il cellulare della vittima subito dopo l'accoltellamento fatale. Il video era stato trovato mesi dopo dal padre e dalla fidanzata di Michael Boschetto mentre stavano cercando foto nella galleria del telefono del ragazzo. A Friso è stata riconosciuta l'aggravante dei futili motivi, mentre è esclusa quella della premeditazione. Durante il processo non ha mai voluto parlare, ma subito dopo l'arresto aveva sempre sostenuto di aver accoltellato Boschetto per difendersi, una versione che però non corrisponde ai fatti. Prima infatti ci sarebbe stato l'alterco sotto casa di Boschetto all'alba del 27 aprile 2024, poi Friso sarebbe rientrato nella sua abitazione e sarebbe tornato poi armato di coltello. Andiamo davanti al Tribunale di Treviso, non per cronache giudiziarie, ma perché c'è la polemica su un annunciato dibattito sul referendum, il no e il sì. In diretta Daniela Sizia. A te Daniela. Direttore, buongiorno ai telespettatori, sono insieme all'avvocato perché parla come legale, l'avvocato Antonella Tocchetto. Intanto buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno al direttore. Allora, un incontro, un dibattito voluto da alcuni magistrati sul piano tecnico per parlare, per esporre il perché, i motivi del no al referendum, che verrà fatto qui nel Tribunale di Treviso all'interno della sala della Corte d'Assise. Questo ovviamente ha scatenato delle polemiche perché per molti anche avvocati dicevano non è la sede giusta questa per poter fare un dibattito del genere, perché comunque bene o male tecnico ma può essere anche politico, avvocato, e quindi gli avvocati dicevano non è la sede giusta, non va bene. Si parlava addirittura di organizzare una protesta, ovviamente silenziosa visto insomma il luogo dove ci troviamo. A tutto questo ha risposto la Presidente del Tribunale di Treviso, la dottoressa Daniela Ronzani, che ha detto questo è un luogo pubblico, è un luogo dei cittadini e quindi l'incontro si può fare. Avvocato, fra l'altro un po' a scatenare questa polemica è stata proprio lei. Beh, allora l'ho scatenata involontariamente solo per una cosa, perché ho visto questo convegno, l'ho postato nel mio profilo Facebook perché i magistrati che lo tengono sono veramente molto bravi e soprattutto secondo me tenerlo in un tribunale è molto meglio perché sarà un convegno molto tecnico ed è giusto che anche i cittadini abbiano delle nozioni tecniche, perché spesso negli incontri che facciamo sul referendum tra politici un po' ci scateniamo e forse non parliamo della vera ragione del referendum. Questo può essere un posto asettico. Ho trovato anche peraltro molto brava la Presidente Ronzani, che ha detto di aver tentato di avere entrambe le parti, ma soprattutto di ritenere che questo posto sia anche un posto dove i cittadini si possono informare senza avere lo schema politico, e io penso che sia molto giusto, pertanto io l'ho sostenuto. Poi all'interno del mio profilo Facebook si sono un po' scatenati quelli del no, quelli del sì, insomma entrambe le parti, dicendo che non si può fare l'intervento all'interno del tribunale, soprattutto ovviamente il comitato del sì e anche la Camera Penale
penale. Io invece ritengo che sia proprio invece giusto, e spero che stasera, oggi pomeriggio alle 15, ci sia tanta gente. Ci devono essere i cittadini, perché è un modo per parlare ai magistrati e sapere tecnicamente che cosa succede con questo referendum e farsi un'idea al di là della politica. Avvocato, lei si aspetta qualche discussione, qualche polemica prima dell'inizio dell'incontro alle 15? Allora, ho letto che qualcuno voleva protestare, ma io penso che la serietà sia dei giudici che ovviamente anche degli avvocati colleghi porterà al fatto che non ci sarà una protesta, ma ci sarà un incontro tranquillo dove le ragioni delle parti potranno essere sviscerate tecnicamente. Sarei stupita se ci fosse un po' di, come dire, qualche manifestazione. Non è del mondo del diritto, siamo tutti molto seri nelle rispettive posizioni. Grazie davvero, grazie ad Antonella Tocchetto. Dunque non rimane che attendere alle 15 e capire se sarà un incontro dove non ci saranno polemiche o proteste, oppure se magari qualcuno entrerà per manifestare il fatto che questa era quello che diceva la protesta, questa non è la sede per un dibattito che, pur tecnico, dicono è anche politico. Da Treviso, direttore, è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie a Daniela Sizia, a Tommaso Migot per la parte tecnica. Restiamo dentro i tribunali perché è stato condannato a 14 anni di reclusione Massimiliano Mulas, 45enne, che nell'aprile dello scorso anno aveva stuprato una bambina di appena 11 anni dopo averla pedinata mentre rientrava a casa, un fatto gravissimo, sconvolgente. Sentiamo Ilaria Marchiori. Ha ammesso le sue responsabilità. Il Mulas non ha contestato la responsabilità che gli viene contestata, ha però ridimensionato la sua posizione rispetto alla tesi del pubblico ministero che gli contestava delle aggravanti piuttosto pesanti. Su quelle il giudice deciderà. Dopo circa 3 ore il giudice ha condannato Massimiliano Mulas, il 45enne che quasi un anno fa, ad aprile 2025, ha stuprato una ragazzina di 11 anni nell'androne della sua abitazione dopo averla pedinata, a 14 anni di reclusione. La procura ne aveva chiesti 14 e 6 mesi. Tra 90 giorni saranno depositati i motivi della sentenza e il legale di Mulas deciderà come muoversi. Rigettata la richiesta di effettuare sull'imputato, accusato anche di altri stupri commessi in passato, la perizia psichiatrica. Avevamo chiesto di periziarlo dal punto di vista psichiatrico, la cosa purtroppo non aveva un appiglio documentale, quindi non è stata concessa. Mulas, detenuto nel carcere di Gorizia, fu fermato la sera stessa della violenza da un carabiniere mentre vagava nei pressi della stazione di Mestre. Nella fuga aveva perso i documenti. In tribunale non sono mancati alcuni momenti di tensione da parte del papà della giovane vittima nei confronti del 45enne, entrambi presenti in aula. Mulas, reo confesso, è consapevole della gravità del gesto commesso, motivo per cui ha chiesto nei mesi scorsi di essere preso in carico al centro di salute mentale. Il mio cliente è molto provato dalla situazione, comprendo che l'uomo della strada fatichi a comprendere anche questo fatto, però il procedimento interiore di rielaborazione dei fatti lo ha molto provato. Servizio di Ilaria Marchiori, oggi in regia Francesco Ceron e Tony Paul, e vediamo il cordoglio a Mestre per la tragica morte di Islam Rafkul, il 44enne originario del Bangladesh, vittima dello schianto lungo la Romea a Campagna Lupia, dove il suo furgone si è scontrato con una cisterna. Padre di 2 bimbi piccoli, era noto in città per il suo market di alimentari in via Aleardi a Mestre, che aveva aperto 10 anni fa quando si era trasferito in Veneto dopo aver lavorato come fruttivendolo a Roma, ed è l'ennesimo incidente mortale sulla Romea. Dolore shock a San Pietro di Feletto per la morte a soli 24 anni di Emanuele Canzian. Il dolore della mamma, mio figlio, dice, amava la vita e aveva tanti progetti per il futuro. Stava programmando proprio recentemente il Cammino di Santiago. E anche questo era uno dei suoi progetti futuri. Aveva la vita in mano e voleva
vivere la vita. Era un ragazzo con tanti sogni, Emanuele Canzian, e così lo vuole ricordare mamma Roberta, che per prima lo ha trovato senza vita in casa a Bagnolo di San Pietro di Feletto. Lo shock, l'angoscia, l'arrivo dei soccorsi, Emanuele che muore a soli 24 anni. Fino alle 6:30 di mattina era presente, perché ero entrata in camera e russava e quindi era presente. Poi io sono andata a lavorare, sono tornata a 12:30 e l'ho trovato così. Sono stata io a trovarlo, sì. Abbiamo provato a rianimarlo, ma non c'era niente da fare. I soccorsi sono arrivati immediati, ci guidavano col telefono sul massaggio cosa fare, però non c'è stato verso. Emanuele era a casa da qualche giorno, stava accusando un po' di ansia e stress, nulla però che facesse presagire un epilogo del genere, una morte così improvvisa. È un arresto cardiaco. Non abbiamo chiesto l'autopsia e loro hanno autorizzato a non fare l'autopsia perché era stato diagnosticato questo. Sconvolta l'intera comunità, Emanuele amava il calcio, la fotografia, i viaggi. Alla Amorim Cork di San Giacomo, dove lavorava da oltre 2 anni, è calato il gelo. Mio figlio era conosciuto perché era una brava persona, era un gentile, educato con tutti e si faceva distinguere proprio per questo. Non piangete, sarò l'angelo invisibile della famiglia, Dio non saprà negarmi niente quando io pregherò per voi. Il messaggio scritto nell'epigrafe con i funerali fissati per sabato alle 9:30 in chiesa a Bagnolo di San Pietro di Feletto. Oltre a mamma Roberto, Emanuele lascia il papà Lorenzo, il fratello Adriano, nonni, tanti parenti e amici, un'intera comunità attonita. Ho tantissima gente attorno a me, proprio per come era Emanuele, per come l'avevamo educato noi, per come eravamo noi come famiglia. E davvero posso solo ringraziare tutte le persone che mi sono vicine in questo momento. Grazie alla mamma di Emanuele che ha avuto la forza di rispondere alle domande di Christian Arboit. C'è stato un incidente mortale sul lavoro a Villatora di Saonara, è morto sul colpo un operaio di Brugine dopo un volo di 6 metri dal tetto di un'abitazione. È stata una cosa spaventosa perché stavo pulendo sopra il terrazzo e stavo guardando le manovre che stavano facendo. Secondo me è inciampato su quel filo maledetto. Cioè ho detto ma che... E ho sentito il tonfo. Un volo di oltre 6 metri che non gli ha lasciato scampo. Erano circa le 10:30 quando la signora Lella ha visto il 50enne Stefano Contiero, socio dipendente di una ditta con sede nel suo comune di residenza di Piove di Sacco e residente a Brugine, precipitare dal tetto di una casa sulla quale stava lavorando. Il tragico incidente mortale sul lavoro è avvenuto in un'abitazione di via 8 Marzo a Villatora di Saonara, all'interno di un cantiere edile temporaneo allestito per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Secondo la ricostruzione di Lella, Stefano avrebbe finito la sua corsa sopra un condizionatore. Erano in 3 sopra là. Stavano facendo la manovra sulla gru. E a un certo punto ho alzato gli occhi e ho detto ma che caspita sta facendo? E è andato giù. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Legnaro per i rilievi e gli accertamenti del caso, presenti anche i tecnici dello Spisal, chiamati a verificare il rispetto delle norme di sicurezza e a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Si tratta della terza vittima sul lavoro a Padova da inizio anno. Secondo il segretario generale CISL Padova Rovigo, Samuel Scavazzin, è necessario aumentare i controlli sui luoghi di lavoro, primo fra tutto i cantieri, ed agire sulla formazione. Un messaggio corale, quello arrivato dai sindacati. Un'altra morte sul lavoro in Veneto e un'altra caduta dall'alto. È una situazione intollerabile. Ci sono protocolli, ci sono leggi, ma bisogna prima di tutto rispettarle, secondo bisogna rispettare una cosa, il rispetto della vita propria e della vita altrui. Se non si va su questa logica, nella logica di fermarsi quando ci si sente in pericolo e che il datore di lavoro non guardi di più alla vita delle persone che al profitto, non otterremo mai il risultato di 0 morte sul lavoro. Pensiamo sia giunto il momento che la Regione convochi, istituisca un tavolo per affrontare la tematica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, convocando
le organizzazioni sindacali più rappresentative e le associazioni datoriali per aprire un confronto vero su quelle che sono le cause reali delle morti sul lavoro, che sono legate sicuramente a un mercato del lavoro dove la precarietà la fa da padrone, ma anche dall'esigenza di forti investimenti per gli organi ispettivi che devono servire a migliorare le condizioni nei luoghi di lavoro. E c'è una svolta nella morte di Ibrahim Ait El Hajam, di origine marocchina, titolare di una ditta di Loria, deceduto il 30 giugno del 25 in un cantiere nel comune bolognese di San Lazzaro. Il GIP ha chiesto di iscrivere nel registro degli indagati la ditta e il comune. È stata respinta la richiesta di archiviazione della Procura di Bologna per la morte del 47enne di origine marocchina, titolare della ditta Veneto Pavimenti di Loria, deceduto il 30 giugno 2025, mentre lavorava nel cantiere di una scuola a San Lazzaro in provincia di Bologna. A fare ricorso i legali della famiglia della vittima, gli avvocati Paola Miotti e Alessandro Schillaci. Nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio colposo sono stati iscritti i legali rappresentanti della ditta affidataria dell'appalto, il direttore dei lavori e l'amministrazione comunale in quanto committente. Disposti nuovi accertamenti. Sono stati disposti nuovi accertamenti medico-legali appunto per vedere se le eventuali condizioni estreme che venissero rilevate possano aver favorito la causa della morte. Parteciperemo a quelle che sono le operazioni ulteriori di indagine che sono state predisposte, sia in relazione a quelle che sono appunto gli aspetti medico-legali della vicenda, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Quel giorno il 47enne e i suoi operai stavano effettuando il getto del calcestruzzo per i marciapiedi della scuola quando si è accasciato a terra. Nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare per l'imprenditore. La procura aveva chiesto l'archiviazione basandosi sull'esito dell'autopsia che indicava come il decesso fosse imputabile ad un problema cardiaco, ma le verifiche dovranno stabilire se le alte temperature abbiano contribuito al tragico decesso. Non solo, ma da un controllo documentale sarebbe emerso che la ditta del 47enne non sarebbe stata mai autorizzata ad entrare nel cantiere. Dagli accessi che sono stati effettuati dallo Spisal in cantiere non risulta che la ditta del signor, della persona deceduta, fosse stata registrata o comunque fosse ricompresa nell'organigramma di coloro che possono accedere al cantiere e quindi di fatto il signore non sarebbe potuto accedere al cantiere. La famiglia ora chiede di fare chiarezza su questa tragedia. Servizio di Daniela Sizzia e si allarga il conflitto in Medio Oriente. Vediamo il titolo del Corriere della Sera. Colpita una petroliera al largo del Kuwait, greggio in mare, droni iraniani contro l'aeroporto in Azerbaigian. Macron sente Meloni sugli aiuti a Cipro. Oggi si riunisce il Consiglio Atlantico a Bruxelles. Vedete questi gabbiani in volo con lo sfondo del fumo sollevato dalle bombe. Poi Crosetto, attiveremo sistemi antidroni in Medio Oriente e a Cipro, 5 Stelle e PD contro la Premier, evita l'aula e parla alla radio. E c'è preoccupazione ovviamente anche per le basi dei nostri militari con questa crisi in Medio Oriente. Con il passare dei giorni aumenta l'allarme, soprattutto in quelle considerate strategiche, e cresce la preoccupazione anche ad Istrana. Ad Istrana la tensione è alta, nella base vige il massimo riservo sulle operazioni. Nulla trapela, ma la preoccupazione con il passare delle ore e dei giorni aumenta, così come l'apprensione per i militari di stanza al 51esimo stormo, oltre una decina, che si trovano ad Ali al-Salem in Kuwait. Vivendo così vicini all'interno della comunità e con grande affetto anche verso i militari e le loro famiglie che sono perfettamente, inseriti nel nostro territorio, un pensiero va a loro che sicuramente in queste ore stanno vivendo questi momenti di apprensione, e mi sento di portare la vicinanza di tutti noi qui da Istrana a loro.
Ma se il clima è caldo nelle basi militari, anche tra i cittadini serpeggia l'angoscia. Certo, anche le immagini che vediamo ci fanno pensare ed è chiaro che tutti si interrogano, questo è evidente anche dal punto di vista emotivo, insomma molti chiedono ma ci sarà pericolo anche per noi, questo è inevitabile, però attendiamo insomma l'evolvere della situazione. Le basi militari come Vicenza ed Aviano rimangono in massima allerta, così come Strana, che sta seguendo l'evolversi della situazione ora dopo ora. La crisi del Medio Oriente è forse una delle peggiori degli ultimi tempi. A confermarlo il generale dei Carabinieri Claudio D'Angelo, impiegato nel passato in diversi teatri di guerra, dall'Afghanistan all'Iraq fino al Libano. Sicuramente l'Iran è una realtà molto particolare e isolata in quel teatro, ma l'Iran, stavo dicendo, ha la possibilità di colpirci in diverse maniere, tramite il blocco del commercio, ridando fiato agli Houthi nello Yemen, colpendo direttamente tramite organizzazioni terroristiche che a lei fanno riferimento, quindi ha sicuramente la possibilità di colpire anche l'Europa, come ha già fatto perché ha colpito Cipro, che è Europa. Torna anche lo spettro del terrorismo internazionale. Sicuramente muoveranno le loro pedine. Poi ovviamente entra in gioco la capacità sia dei servizi italiani sia delle forze di polizia italiane di garantire il controllo del territorio e un buon servizio di prevenzione. Americani e israeliani continuano i bombardamenti, l'Iran risponde colpendo i paesi del Golfo Persico. I connazionali stanno tentando di rientrare in Italia non senza difficoltà. I militari in missione nei paesi a rischio rimangono nei bunker. Un'attesa snervante che potrebbe non finire tanto presto. E ieri sera abbiamo aperto Focus con lo schiaffo del primo ministro spagnolo Sánchez a Donald Trump. Sánchez in un discorso molto pragmatico ha detto: non vogliamo la guerra, non concederemo le basi agli Stati Uniti, e quindi con la conseguente arrabbiatura del capo della Casa Bianca. Ne abbiamo parlato ieri sera, tra gli ospiti Giuseppe Saccà, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Venezia. Sentiamo cosa ha detto. Sostanzialmente negli ultimi anni quello che era un'architettura internazionale sta semplicemente collassando. Tutti gli equilibri rispetto ai quali eravamo abituati si sono disgregati. Parlo proprio degli ultimi anni e Donald Trump sta facendo delle scelte del tutto estreme rispetto a queste coordinate. I risultati purtroppo, come ha detto lei, nessuno è mai stato vicino a un regime come quello sciita. Abbiamo visto anche recentemente cosa è successo, come sono stati repressi qualsiasi tipo di opposizioni, come nessuno è mai stato vicino al regime venezuelano. Però, come ha detto anche il presidente spagnolo, non è questa una soluzione, cioè bisogna avere il coraggio di affrontare quelli che sono gli scenari internazionali seguendo le regole che ci siamo dati. Il vero tema è che in tutto questo l'Unione Europea è completamente assente. Noi ci troviamo davanti a appunto gli Stati Uniti, la Russia che si muove in alcuni modi, tanti paesi che stanno sempre di più affermando il diritto della forza, il diritto della violenza, il diritto della potenza. Non che queste cose non ci siano mai state, intendiamoci, però ribadisco, si è sempre cercato faticosamente, perlomeno da dopo la Seconda Guerra Mondiale, di darsi un minimo, ribadisco, un minimo di regole. Queste sono del tutto saltate. Quindi ci troviamo davanti a uno scenario completamente impazzito e il vero tema è che in tutto questo l'Italia, come altri paesi europei, sono assolutamente incapaci di dare una risposta unica. Così Giuseppe Saccà ieri sera a Focus, e sono tornati intanto tanti ragazzi dalle zone di guerra e da paesi in cui sono arrivati missili e droni dell'Iran. C'erano ragazzi a Doha, c'erano ragazzi a Dubai, però ci sono ancora dei trevigiani che sono bloccati ancora in Medio Oriente. Sentiamo. Il supporto, bisogna dirlo, non c'è, è inesistente. Cioè, questi numeri della task force non sono attivi. Noi è da giorni e giorni che proviamo a chiamarli, non ci risponde nessuno. Oppure ci risponde qualcuno chiedendoci 10 volte qual è il nostro codice della prenotazione. E noi con la speranza e con l'illusione di poter avere qualcuno che ci aiuta lo diamo e lo ridiamo e lo ridiamo.
però poi non arriva mai una risposta. Dopo lo shock prevale l'esasperazione tra i veneti che si trovano bloccati in Medio Oriente nei giorni del grande conflitto con l'Iran. Anna Chiara Sarto, giovane presidente della Onlus Castellana Protection for Kids, si trova ancora a Dubai, dove le comunicazioni ufficiali latitano mentre abbondano offerte inquietanti e last minute di dubbia provenienza. E a me sono arrivate diverse pagine, diversi messaggi in Instagram di persone che con compagnie private organizzano questi spostamenti indipendenti, però bisogna avere 1.800 euro cash e non ci sono tutte le rassicurazioni che dicono esserci. E quindi io sinceramente, giovane donna da sola, ma dove vado in mezzo al deserto con 1.800 euro cash? Delle scorse ore poi la mail partita dal dominio dell'ambasciata d'Italia in Qatar che riferisce ai connazionali di un servizio transfer rigorosamente privato e quindi a pagamento in bus da Doha a Riyadh in Arabia Saudita. Si danno indicazioni e numeri, facendo però intendere che la responsabilità resta in capo ai singoli individui, così come il reperimento di un visto. Il viaggio dura dalle 8 alle 10 ore nel deserto senza scorta, con l'ambasciata che sembra garantire solo beni di prima necessità all'arrivo a Riyadh. Di una proposta folle parla il moglianese Nicola Cecchini, bloccato proprio a Doha da sabato con altri veneti, e questo mentre c'è chi specula e alza i prezzi. Le stesse compagnie aeree prese d'assalto rimbalzano. Abbiamo ricevuto delle risposte molto chiare, cioè non ci sono più alberghi, non ci sono più voucher per i pasti, quindi dovete arrangiarvi. Loro hanno detto che se tu non hai soldi puoi rimanere per la strada. Questa è una cosa molto forte e voglio dire, in una situazione di emergenza non si può trattare le persone così. E 2 droni hanno colpito l'aeroporto di Baku in Azerbaigian. Vediamo il momento in cui c'è l'esplosione, non ci sono state vittime, ma ovviamente l'aeroporto al momento è paralizzato. Queste sono immagini dal Corriere della Sera. Ovviamente tante conseguenze negative per quanto riguarda i prezzi, è salito il prezzo del carburante, della benzina, del gasolio, e poi ovviamente bollette che andranno alle stelle. Sentiamo anche quali saranno le conseguenze per gli autotrasportatori. È un momento molto delicato. Abbiamo oltre 300 autisti che mancano, specialmente nelle nostre piccole imprese che hanno mediamente 2-3 addetti, dove anche una sola figura che manca può compromettere la produttività e la continuità aziendale. Un sistema provinciale dove nell'autotrasporto 10 anni fa avevamo 1500 imprese, oggi ne abbiamo 500 di meno. Il calo demografico certamente, ma anche il rincaro dei prezzi del gasolio, siamo a più 3,6% da inizio anno, e quello dei pedaggi autostradali attestato al più 1,5%, stanno mettendo in crisi un settore, quello dell'autotrasporto, che è vitale per il sistema nazionale. Questa crisi, che è strutturale evidentemente, interessa sempre di più un settore che, ricordo, in Italia si occupa dell'80% del trasporto delle merci, e perciò anche come sistema è urgente una riflessione legata a quanto sostenibile sarà questo tipo di settore. Un cane che si morde la coda, perché i rincari frenano gli investimenti e l'espansione delle attività, specie quelli delle piccole imprese. Tante delle imprese che oggi abbiamo sul territorio, penso alle piccole imprese, alle imprese artigiane, stanno individuando e stanno pensando come riorganizzare il loro sistema, la loro attività in un'ottica di sostenibilità sul futuro. Abbiamo poi una situazione internazionale, lo vediamo in questi giorni per quello che sta succedendo in Medio Oriente. Vedremo aumenti di costi, instabilità, preoccupazione lato imprese per quello che sarà la programmazione del futuro. Il mestiere dell'autotrasportatore, che resta difficile, sta comunque evolvendo verso nuove forme di tutela e crescita, grazie anche al supporto di CNA. E su questo vediamo già che sta cambiando anche il parterre dei collaboratori. Iniziamo a vedere sempre più donne che prendono in mano il camion, vediamo sempre più giovani che sono attirati anche dalla parte di servizi e logistica, quindi tutta quella parte che non è solo di semplice trasporto, che semplice ormai non è più, ma anche e soprattutto quell'assistenza al cliente che caratterizza quella parte più alta della filiera. Adesso Francesco Rattai
ci spiega cosa sta accadendo per l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. La guerra contro l'Iran ha avuto un effetto immediato sui prezzi dei carburanti. In molti l'avranno notato, nel giro di poche ore diesel e benzina sono aumentate con punte anche di 10 centesimi per litro, rincari che per i rappresentanti dei distributori non sono giustificati. Sappiamo benissimo che il prezzo della benzina non è determinato da noi ma dalle compagnie petrolifere e diciamo che negli ultimi 24 ore, 48 ore sono aumentati già i carburanti di 6 centesimi al litro. Questo è un aumento ingiustificato. Sappiamo benissimo le tensioni che ci sono per la guerra che si sta sviluppando in Medio Oriente, però questo non giustifica l'aumento immediato di questi prezzi. Gli aumenti alla pompa inevitabilmente porteranno ad un aumento generalizzato dei prezzi. Il governo deve fermare le speculazioni. Più dell'80% delle merci vengono trasportate su ruote e quindi l'aumento non solo per quanto riguarda il consumatore finale per viaggiare sulle auto ma anche sui mezzi di prima necessità. Io penso che il governo debba intervenire e penso che abbia tutte le soluzioni per poter far capire che l'aumento ingiustificato va a ripercuotersi sia sul gestore che come sappiamo guadagna 3 centesimi al litro e anche per il consumatore finale. E molti cittadini si stanno rivolgendo alle associazioni dei consumatori per contrastare il caro bollette. Certo che l'aumento delle bollette, i costi adesso del lavoro diventano molto preoccupanti per tutti quanti. Paura delle bollette, paura della vita, purtroppo sì. Uno che ha una pensione piccola non ce la fa neanche a mangiare. Il rincaro, le bollette, il gas e tutto quanto. Ormai io ho un'età che, vabbè, però è preoccupante anche per i nostri figli. Pensionati con 1.000 euro al mese, cosa facciamo? Mi dica lei. Sono solo alcune delle voci preoccupate di cittadini che in queste ore si stanno rivolgendo alle associazioni di consumatori. Una richiesta di aiuto e di suggerimenti finché sia in tempo per fronteggiare il caro bollette imminente. Abbiamo registrato un aumento dei prezzi all'ingrosso di oltre il 60% perché l'approvvigionamento del 20% del gas mondiale che viene dal Golfo Persico attualmente è bloccato. Abbiamo la linea che suona abbastanza di continuo, sia i colleghi qui della CISL sia quella diretta di Adiconsum, e stiamo cercando di dare una soluzione. La soluzione, finché sarà possibile, è quella di scegliere un'offerta a prezzo fisso per almeno 12 mesi che preveda il prezzo della componente gas ed energia inferiore rispettivamente a 40 centesimi al metro cubo per il gas e ai 13 centesimi per l'energia elettrica. Ieri sera Focus anche Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte. Sentiamo. Di contraddizioni, perché ci troviamo, secondo il mio punto di vista, di fronte a una situazione che la storia raramente ha conosciuto. La storia si è ripetuta, abbiamo visto altre guerre e le ragioni poi alla base di qualsiasi momento di guerra appunto è stato in qualche maniera risolto nello stesso modo. Ora ci troviamo di fronte ad un attacco ad un paese che non è un paese qualsiasi. L'Iran ha una storia, una posizione geopolitica, una posizione economica che è molto diversa e molto particolare rispetto a molti altri paesi dell'Oriente, e quindi nel momento in cui l'America ha deciso, secondo la nobile intenzione, di fermare naturalmente un regime dittatoriale, ma soprattutto evitare che si sviluppi la cosiddetta bomba atomica, perché ricordiamo che Trump ha detto che ha voluto fermare anzitempo questo sfacelo che potrebbe essere arrivato, ci troviamo di fronte a una situazione che non ha arrestato l'Iran, anzi ci siamo trovati ad avere un contrappeso importante, scatenando una serie infinita di problematiche, quelle che ricadono poi su popoli di altri territori. L'Europa purtroppo, come accade spesso negli ultimi anni, è inesistente sotto ogni profilo. Stiamo fermi perché stando fermi non facciamo nulla, ma non facciamo neppure danno. L'Italia in primis in questo momento sta attendendo. La posizione di Sanchez non può che essere condivisibile dal punto di vista filosofico, non fa una piega, però non è aumentando ancora più l'ira e quello che è l'atteggiamento di Trump che si risolvono le problematiche. Va sicuramente
Così Antonella Argenti di Fratelli d'Italia, sindaca di Villa del Conte, ieri a Focus. Abbiamo sentito tanti cittadini, siamo andati in molte città, sentiamo cosa ci hanno detto i vicentini. C'è stata una corsa veloce ai rifornimenti di carburante, in questo periodo è andata via parecchia roba. È un segnale che crea un po' di paura così in questi problemi di petrolio, di scorte e così via. È già successo altre volte? Ma in questa volta, in questo caso, così tanto no. Da quella parte dove è guerra è normale. E questi aumenti è normale anche quello? Oh, guarda, io sono meccanico, non sono economico per capire, ma è troppo. È tutti in giro. È normale che ci sia un po' di aumento, però cosa dobbiamo fare noi? Alla fine dobbiamo accettare quello che viene e pagare. Purtroppo l'unica cosa che possiamo fare è cercare di risparmiare il più possibile. Tanto preoccupata, tantissimo preoccupata, sia per noi che per i nostri figli anche, perché non si sa nulla. Avendo anche pure qui una base americana è un po' paura. Ha paura di Trump? Mi fa paura più l'ignoranza di Trump su queste cose. Ci sono tante paure dall'aumento dei prezzi, ma anche degli attentati. Lei teme qualcosa avendo le basi qui? Sì, un po', ma io abito abbastanza lontano. Non è escluso veramente, comunque bisogna sempre stare attenti e allerta. Le mie personali preoccupazioni chiaramente sono avere i miei figli appunto che vanno dentro alla scuola all'interno della base americana e sono preoccupata per i miei figli, per i figli degli altri, per tutti insomma. E se queste sono le mie onestamente sole preoccupazioni. Poi è chiaro, ho notato anch'io, i prezzi sono saliti, le bollette l'ho notato, certo. Michela Morellato al microfono di Daniele Garbin e ovviamente avete sentito anche altre voci. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Cerone e Tony Paul, torniamo subito. Tutta la prima pagina del Messaggero Veneto dedicata all'omicidio di Mario Ruoso, fondatore di Telepordenone, è stato ucciso a sprangate davanti alla porta di casa ed è stato fermato un sospettato, si tratterebbe di uno dei collaboratori storici dell'emittente friulana. C'è il movente economico, leggiamo qui dietro l'omicidio Ruoso, e poi le ultime ore dell'imprenditore prima di essere ucciso, la solita routine, poi l'allarme al garage Venezia di cui era proprietario. Il passivo di Telepordenone e le battaglie legali di Ruoso tra liquidazioni milionarie e assoluzioni storiche. E sentiamo in diretta da Pordenone Federico De Ros, che è insieme al nipote della vittima. A te Federico. Sì, buongiorno e ben ritrovati da Sacile. Siamo in compagnia di Alessandro Ruoso, nipote proprio di Mario. Innanzitutto a nome del gruppo Media Nord-Est porgiamo le nostre più sentite condoglianze per una tragedia che ha scosso tutta la provincia, tutta la regione, ne stanno parlando veramente tutti per la modalità brutale nel quale anche si è verificata. Partiamo innanzitutto da qui, un ricordo su suo zio, che persona era? Mario insomma, è molto conosciuto qui da noi ma anche in tutta Italia, insomma, una persona che ha fatto grandi cose sia nel campo sportivo, nelle auto, imprenditorialmente, dalle TV alle macchine, quindi una persona insomma, che è conosciuta per quello che ha fatto. Purtroppo ieri è stata una doccia fredda perché non era sicuramente giovanissimo, ma lo zio era in piena forma e nessuno di noi si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, oltretutto con questa modalità. Qual è stato, diciamo, il fattore che vi ha iniziato a far preoccupare? Lei tra l'altro è stato anche il primo purtroppo a trovare il corpo di suo zio. Sì, al mattino i ragazzi collaborano con lui della rivendita delle auto al garage, non vedendolo arrivare, lui insomma solitamente arriva alla buon'ora al mattino in ufficio, però non è che danno peso insomma se ritarda, perché Mario insomma è uno iperattivo la mattina, quindi magari andava da un'altra parte, di qua di là, hanno dato il peso ma non più di tanto, finché dopo non vedendolo, non sentendolo al telefono mi hanno contattato.
E una volta arrivato lì in casa, insomma, mi sono trovato lo zio. Lei aveva una copia delle chiavi, la porta era rimasta aperta? Lì abbiamo avuto un problema perché la porta era chiusa, le chiavi non erano dove le teniamo io e lui di solitamente, quindi ho forzato un po' la porta e me lo sono trovato subito lì. Che rapporti aveva suo zio magari con i dipendenti dell'ex Telepordenone oppure anche con i collaboratori del Garage Venezia, secondo lei? Ma allora, sicuramente quando hai delle imprese, dei dipendenti da molti anni, ci sono sicuramente, può esserci qualche screzio, qualche cosa, come in una qualsiasi azienda, quindi quello non penso sia quella la motivazione a un gesto così esagerato, così folle. Anche perché adesso nelle ultime ore stanno circolando 2 nomi di 2 possibili sospettati che lavoravano a stretto contatto proprio con suo zio nell'ambito proprio televisivo, quindi di Telepordenone. Che cosa pensa riguardo? Cioè, cosa può aver portato a spingerli a fare un qualcosa di veramente così terribile e brutale? Io un po' casco dalle nuvole perché anch'io questa mattina ho sentito uno dei nomi che oltretutto erano persone molto vicine a Mario e una di queste oltretutto una persona che Mario ha aiutato in tutti i modi possibili, quindi sarei incredulo se confermassero questa cosa. La polizia sta facendo secondo me un lavoro super perché ieri io sono uscito dalla questura questa mattina alle 5 e tutte le squadre non sono mai fermate, andati avanti tutta la notte, stanno ancora lavorando, quindi ho piena fiducia che insomma a breve daranno chiarezza sicuramente a questa situazione, ma sarei incredulo di uno dei 2 nomi soprattutto che ho sentito stamane. Ma secondo lei suo zio avrebbe potuto aprire la porta di casa a uno sconosciuto oppure qualcuno che conosceva come era fatto? Lei che lo conosce meglio di chiunque. Mario non essendo uno che poteva pensare a cose del genere, insomma, sicuramente se bussi apre, non è uno che pensava di aver paura di qualcuno o qualcosa, quindi sì, una persona serena da quel lato lì. Un imprenditore, sai, 1000 aziende, il periodo non è dei migliori, sicuramente era pensieroso e tutto, ma non da chiudersi in casa per paura di qualcuno, insomma, quello no, sicuro. Come ultima domanda, Alessandro, secondo lei c'è anche un legame con l'incendio che si era verificato il 7 luglio scorso a questo omicidio? Io l'altra volta ero fuori quando è successo il caso dell'auto, i nomi sembrano sempre girare comunque attorno a quelle persone lì, però anche l'altra volta non era stato, non c'era ancora la certezza. Io, come vi ripeto, per me quella persona lì era stata talmente una vita a fianco a Mario. Mario l'ha aiutato in tutti i modi possibili, che se fosse così, non mi spiegherei neanche il perché. Quasi dovrebbe essere l'inverso, nel senso che Mario potrebbe aver avuto a che fare, al contrario, avere delle indisposizioni su di lui, non sicuramente l'altro, insomma, che per una vita ha girato lì. Io lo conosco molto bene, se fosse lui mio padre anche, ha un rapporto di famiglia con noi da sempre, quindi sarebbe veramente un momento di pazzia assurda. Alessandro, noi la ringraziamo anche per la sua disponibilità e per le sue parole in questo momento davvero difficile. Le porgiamo nuovamente le nostre condoglianze e sappiamo che la Polizia di Stato non si è fermata, sta lavorando ininterrottamente e che quindi venga trovato appunto i responsabili o i responsabili di questa tragedia. Sì, questa sarebbe l'unica cosa che insomma dà un po' di un piccolo per noi, insomma, non è un granché perché Mario purtroppo non c'è più, però perlomeno insomma dare giustizia a un gesto del genere ti lascia un po' più non tranquillo, ma almeno insomma sereno. Ma dopo una nottata in questura, ho visto il lavoro che fanno, sono super positivo, insomma, da quel punto di vista. Alessandro, grazie e in bocca al lupo per tutte, condoglianze ancora. Per il momento da Sacile è tutto, a te in studio.
Grazie molto Federico De Ros, così il nipote di Mario Ruoso, e vediamo un po' di riepilogarne la storia. Sentiamo. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita di Mario Ruoso ha sconvolto tutto il territorio pordenonese. L'imprenditore 87enne era una figura molto conosciuta in tutta la provincia e in regione, noto non solo per la sua attività imprenditoriale ma anche per l'impegno sociale e il riconoscimento come Cavaliere della Repubblica. Titolare del Garage Venezia, punto di riferimento per generazioni di clienti e appassionato collezionista di auto d'epoca, Ruoso ha avuto un ruolo importante anche nel mondo dell'informazione locale. È stato infatti tra i protagonisti di Tele Pordenone, emittente storica che per anni ha raccontato la vita della provincia. Una notizia che sconvolge tutto il territorio e di cui saranno solo le indagini della polizia scientifica a chiarire nelle prossime ore le cause del decesso. Federico De Ros, dopo l'intervista al nipote della vittima, si è spostato sotto l'abitazione in cui è avvenuto l'omicidio. A te Federico, a te. Sì, buongiorno direttore, ben ritrovati da Porcia. Ci troviamo in via del Porto, all'esterno dell'appartamento dove si è consumato questo terribile omicidio al Cavalier Mario Ruoso, patron di Tele Pordenone, proprietario proprio del Garage Venezia. L'omicidio si è consumato all'interno del suo appartamento, nell'attico, proprio al 7° piano. Da una primissima ricostruzione, una o più persone si sarebbero introdotte all'interno dell'appartamento. Ci teniamo a sottolineare che il portoncino che si trova proprio dove ci troviamo noi in questi istanti è rotto da tempo, quindi chiunque sarebbe potuto salire. Abbiamo sentito anche le parole prima dello stesso nipote Alessandro Ruoso, che ci ha raccontato che non avrebbe avuto motivo per non aprire a chiunque avesse suonato all'interno del proprio appartamento. Una persona ben voluta da tutti, riconosciuta soprattutto nel territorio pordenonese e in regione, però la brutalità dell'omicidio è stata veramente molto pesante. Uno o più soggetti si sarebbero introdotti all'interno dell'appartamento, lo avrebbero colpito con una spranga metallica in testa, il cavaliere sarebbe scivolato poi battendo il capo violentemente in uno spigolo di un mobiletto e successivamente gli avrebbero dato, diciamo, altre sprangate proprio sul capo. A ritrovare il corpo esanime, senza vita, è stato proprio il nipote Alessandro, sconvolto, il quale ci ha proprio detto che spera che venga fatta giustizia il prima possibile. In queste ore stanno circolando dei nomi, i sospettati al momento, però lo ribadiamo, non c'è alcun fermo oppure altre esecuzioni carcerarie. Sono 2 sospettati molto vicini al Cavaliere Mario Ruoso, sospettati vicini alla stessa emittente televisiva Tele Pordenone, che da ieri sera sono stati interrogati. Diciamo che il principale indiziato è un 68enne residente a Tiezzo di Azzano Decimo, che è stato interrogato ininterrottamente assieme alla compagna, una cittadina di nazionalità straniera, anche se effettivamente la compagna è stata sentita, da quello che è trapelato, semplicemente perché al momento che appunto le forze dell'ordine si sono introdotte all'interno dell'appartamento del 68enne, la compagna si trovava con lui. Però ci sarebbe appunto un'altra persona molto vicina all'emittente televisiva di Tele Pordenone, che non sarebbe la compagna, tant'è che non aveva proprio un vero e proprio rapporto con lo stesso Cavaliere. Come potete vedere dalle immagini, alcuni conoscenti vicini al oggi hanno portato dei fiori. Ci teniamo a sottolineare anche che per quanto riguarda il 68enne è stata posta sotto sequestro anche la propria auto, ovvero una Mercedes classe A grigio chiara. Il procuratore Pietro Montrone, che sta seguendo il caso, ha rimandato tutti gli aggiornamenti alle 15 di oggi pomeriggio. Possiamo dirvi però che la Polizia di Stato assieme alla scientifica ha lavorato in
ininterrottamente da ieri pomeriggio, soprattutto le ricerche dell'arma del delitto, questa spranga metallica, non si sono mai fermate, hanno setacciato praticamente tutta un gran pezzo della strada statale 13, nota anche come Pontebana. Si sono concentrati anche di fronte a noi al garage Venezia e nella parte che va dietro allo stesso appartamento del Cavaliere, un'area veramente molto vasta, dove veniva utilizzata come deposito dello stesso garage Venezia e con un parco veramente immenso. La Polizia di Stato ieri con delle torce ha cercato di setacciare tutto, però l'arma non è ancora stata ritrovata. Adesso le ricerche si sono concentrate a Prata di Pordenone. Seguiranno sicuramente ulteriori aggiornamenti. Per il momento da Porcia è tutto. A te in studio. Grazie Federico De Rossi, Alberto Pivetta per la parte tecnica. Andiamo adesso a Bassano del Grappa, perché dovrebbe esserci proprio il passaggio, ecco, la torcia delle Paraolimpiadi. A te Tiziana, Monica Smiderle. Buongiorno direttore. Monica Smiderle, siamo in diretta da Bassano del Grappa, mancano pochissimi minuti alla partenza della fiamma paralimpica, si sta preparando il primo tedoforo di oggi, una grande emozione a Bassano del Grappa, la città ospita per la seconda volta il fuoco di Olimpia, c'è stato il passaggio della fiamma olimpica il 21 di gennaio, la fiamma che ha attraversato il cuore di Bassano fino al Ponte Vecchio per poi arrivare proprio qui in Viale Venezia. Oggi invece il percorso della fiamma sarà a ritroso, se vogliamo, partenza da questo punto della città ad est, quindi siamo in territorio comunale di Cassola, si sta preparando il corteo per l'accensione prima della torcia olimpica. Abbiamo il primo tedoforo di oggi, andiamo a conoscerlo insieme in diretta, siamo in diretta con il telegiornale. Ti chiami? Buongiorno a tutti, io sono Tommaso, oggi qua è un'emozione immensa, un sogno che si realizza, cos'altro da dire, poi la gioia di vedere tante persone, soprattutto i bambini che aspettano la fiamma, veramente mi riempie il cuore, non so cos'altro dire. Da dove arrivi, Tommaso? Io sono di Torre di Quartesolo, questa piccola trasferta, ma l'ho fatta molto volentieri. Quando sei stato chiamato, come inizia la tua esperienza? Beh, allora, io ho già fatto l'application per fare volontario, ancora a settembre 2024, poi febbraio dell'anno scorso hanno aperto le candidature per fare il tedoforo, non ho aspettato un secondo a mandare tutti i dati che mi hanno richiesto e eccomi qua, insomma, per fortuna sono molto felice. Niente, una gioia immensa. Ti accompagneremo naturalmente nel tuo tratto, 2,5 km, 16 tedofori, ancora una volta c'è il vice sindaco di Bassano, la città risponde alla chiamata olimpica. Sì, un grandissimo coinvolgimento da parte delle associazioni sportive, da parte dei bambini, delle scuole, delle associazioni di volontariato. Abbiamo fatto una forte comunicazione e direi che la risposta è eccezionale, quindi sono veramente, vorrei dire, anche emozionato come il tedoforo, perché è veramente una cosa irripetibile, una cosa straordinaria. Ci siamo quasi, inizia tra pochissimo la cerimonia di accensione della torcia. Tommaso, ci siamo quasi, insomma aprirai il corteo, sarai il primo dei 16 tedofori, sei molto emozionato, hai avuto modo di conoscere anche gli altri tedofori, avete avuto la riunione stamattina dentro allo Stadio Mercante? Sì, ci siamo trovati prima allo stadio, al velodromo e ci hanno consegnato la divisa, abbiamo fatto un piccolo briefing, ci hanno spiegato tutta la storia della fiamma con le piccole curiosità e poi ci hanno trasportato fino a qua e adesso ognuno si prepara per il suo turno, per i suoi 150-200 metri. Purtroppo sono pochi, ma speriamo di viverli al massimo. Sarà un'esperienza che porterai davvero per tutta la vita? Sì, per tutta la vita e anche oltre. Direttore, così inizia il viaggio della fiamma paralimpica a Bassano, è arrivato anche il sindaco di Cassola, ricordiamo che sono 5 gli atleti veneti che parteciperanno alle Paralimpiadi, tra di loro c'è anche un atleta di Cassola, Mattia Dal Pastro, disciplina sci nordico, quindi tutti a tifare Mattia. Certamente, siamo tutti entusiasti
e speriamo appunto che mercoledì e domenica ci possa essere qualche bella sorpresa. Grazie a Gian Antonio Stangerlin, sindaco di Cassola, grazie a Mariano Scottone, vice sindaco di Bassano. Se c'è tempo, direttore, restiamo in diretta per la cerimonia di accensione della fiamma paralimpica. Naturalmente è una situazione tutta in divenire che vi stiamo raccontando minuto per minuto. Ci sono anche le scolaresche, chiedo al mio tecnico, a Renzo Rigon, di farci vedere i bambini che sono pronti ad accogliere la fiamma paralimpica. C'è una grande festa, c'è una bellissima atmosfera, grande emozione a Bassano del Grappa. È tutto pronto, il corteo è pronto. Ci sarà l'accensione, stiamo aspettando. Bassano del Grappa ancora una volta si riscalda del fuoco di Olimpia. Direttore, aspetto da te indicazioni, dimmi se possiamo andare avanti con la diretta e attendere l'accensione della torcia. Andate avanti. Andiamo avanti, allora. Sì. Continueremo a raccontare il percorso della fiamma olimpica che parte da qui, da Cassola, Viale Venezia, zona est di Bassano del Grappa. Renzo, mostriamo anche la fiamma di Olimpia. La fiamma, ecco, chiediamo alla volontaria di Milano Cortina di farci vedere la lanterna che tiene sempre viva la fiamma di Olimpia e che tra poco accenderà la torcia del nostro Tommaso, del primo dei 16 tedofori. Ricordiamo un percorso di 2,5 km da Viale Venezia. I tedofori arriveranno in Viale delle Fosse. Ci sarà poi un momento istituzionale di fronte al belvedere del Caffè Italia, quindi con alle spalle tutta la Valsugana, il Monte Grappa, l'altopiano di Asiago. Quindi la torcia olimpica proseguirà da Viale delle Fosse verso discesa Brocchi e poi Piazzale Cadorna fino al Ponte Nuovo. Questo è il percorso che compirà la fiamma olimpica per la seconda volta a Bassano del Grappa. È arrivato il momento quasi dell'accensione. A che punto siamo? Accendiamo la torcia. Ci siamo quasi. Grande emozione. Pronto, Tommaso? Sì, pronto. Grazie. Ci siamo, direttore, vediamo di accompagnare l'accensione. Stiamo raccontando in diretta nel telegiornale appunto la partenza della fiamma paralimpica da Bassano del Grappa, un momento all'insegna sicuramente della condivisione e dell'inclusione che porta oggi un messaggio di pace in questo momento importante, direi più che mai. Monica, speriamo che questa ci sia l'atmosfera, questa direttore, a accensione, Bassano. perché siamo in diretta. Speriamo. Ci stanno facendo, ce la stanno facendo aspettare un po' troppo a lungo. C'è una piccola deviazione al percorso, mi comunicano. Abbiamo esigenze di tempi, per cui vabbè, eventualmente certo, allora stiamo in contatto. Direttore, guarda, vi lascio con il fuoco di Olimpia all'interno ancora della lanterna, eventualmente vi richiederemo la linea se il TG sarà ancora in diretta. Va bene, grazie Monica Smidderle. Allora io direi con Francesco Ceronna andiamo in pubblicità e vediamo se riusciamo a fare vedere il momento clou. A tra poco. Allora con la fiaccola è stata accesa, con la lampada è stata accesa la fiaccola, quindi abbiamo seguito in diretta tutto quello che sta accadendo a Bassano del Grappa. Dovrebbe esserci, abbiamo visto il primo tedoforo che ha già iniziato il suo percorso. Adesso però andiamo a Belluno perché c'è un flash mob contro la programmazione di uno spettacolo del giornalista Giuseppe Cruciani al Teatro Comunale. C'è un flash mob per protestare contro Cruciani, la protesta è di un gruppo di femministe. Andiamo da Tiziana Bolognani.
8 marzo, giorno di lotta per i diritti delle donne a Belluno, un 8 marzo certamente significativo perché si qualificherà, la protesta si realizzerà, concretizzerà davanti al Teatro Comunale di Belluno nel pomeriggio alle 15, un'ora prima dell'avvio dello spettacolo Vox Crux di Cruciani, del giornalista Giuseppe Cruciani, che noi conosciamo per essere dissacrante, per la sua modalità dissacrante, per i suoi toni diciamo anche violenti, da qualsiasi parte li si voglia osservare e guardare. Alla notizia di della programmazione di questo spettacolo previsto nel cartellone di Scoppio Spettacoli, il collettivo di Non Una di Meno Belluno ha deciso di organizzare un flash mob. Successivamente al flash mob ne è nata una manifestazione certamente più organizzata per lo stesso orario alle 15 e proprio in queste ore è stata avviata una richiesta di invio di una email sia all'amministrazione comunale che alla Fondazione Teatri, che gestisce il teatro comunale e anche le date dei cartelloni delle varie società, organizzazioni che lì trovano ospitalità, e anche alla sindaco del comune di Belluno. Al mio fianco c'è l'assessora alle pari opportunità del comune di Belluno, Roberta Olivotto, e a lei chiedo subito che cosa pensa di questa vicenda. Allora, io non ho ricevuto questa email, che quando arriverà leggerò volentieri, e infatti sono informata in questo momento da voi di questa cosa. Allora, certo, io non conosco il personaggio, non l'ho mai seguito, però ho raccolto ovviamente delle informazioni in questi minuti sulle affermazioni che non sono assolutamente condivisibili. Dopodiché trovo particolarmente sgradevole che questo tipo di affermazioni verso le donne e non solo, verso altri soggetti più deboli debbano risuonare proprio l'8 marzo, ma al di là di questo non dovrebbero risuonare mai, questa è la mia posizione. Ecco, perché all'interno di questo spettacolo, per quanto perlomeno ci è dato di sapere, certamente si trasmetteranno messaggi rivolti alla liberalizzazione, ovvero alla normazione del mestiere di escort, ma insomma con testimonianze anche dirette sul palco, ma si cercherà naturalmente di parlare con modalità che noi conosciamo molto bene, al modo di Giuseppe Cruciani. Le donne protesteranno. Lei personalmente, assessora, sarà con le donne in piazza o al comunale, o bellamente domenica deciderà di andare a fare una passeggiata? Allora, io sono qui in questo momento con le donne che protestano contro questo tipo di approccio verso questi temi che sono importanti. Il Comune di Belluno ha una commissione di pari opportunità molto attiva, il Comune di Belluno, e non tutti i comuni lo hanno un assessorato alla pari opportunità, quindi credo che l'amministrazione, io in primis, ma anche tutta l'amministrazione e la commissione, diamo testimonianza dell'importanza verso questi temi. Non credo che sia la partecipazione quel giorno o meno, ma la testimonianza di tutti i giorni che deve dare un'indicazione. Ho anche un po' un timore che questa manifestazione, questa protesta legittima e sacrosanta darà forse un po' di pubblicità di più a questo spettacolo, questo è un po' un timore. Allora, torniamo a Bassano del Grappa per la fiamma delle Paralimpiadi. Andiamo in diretta di nuovo da Monica Smiderle perché stiamo inseguendo il tedoforo. Eccoci. Vai Monica. Sì, direttore, eccoci letteralmente di corsa lungo Viale Venezia. C'è stato già il cambio di tedoforo da Tommaso a Martina dopo un passaggio all'interno della caserma Montegrappa, che è sempre un simbolo importante per la città di Bassano del Grappa. Ecco, c'è già il passaggio al terzo tedoforo, scusate il fiatone, ma stiamo letteralmente correndo. Ringrazio anche il collega Renzo Rigon
che davvero con telecamera e zaino sta facendo un grande sforzo per raccontarvi il viaggio della fiamma paralimpica qui a Bassano del Grappa. 2 ali di folla, grande emozione, tanta gente, ancora una volta. Dopo il passaggio della fiamma il 21 gennaio scorso, della fiamma olimpica, in quel caso della fiamma paralimpica oggi. Restiamo in diretta, Renzo, con le immagini per raccontare l'avvicinamento della fiamma paralimpica verso il cuore di Bassano, verso Viale delle Fosse, dove è in programma anche un momento istituzionale. Bene Monica, adesso non ti vogliamo far fare di corsa. Non ti vogliamo far fare delle corse, anzi avresti dovuto fare tu il tedoforo, uno dei tedofori, anche Renzo Rigon. Ma perché... sai direttore, direttore, se mi permetti, ti posso raccontare una cosa personale, anche se siamo in diretta nel telegiornale? Sì. Allora, noi, inteso, la mia famiglia ha avuto 2 tedofori nel passaggio del 21 gennaio, che sono i miei 2 figli, Riccardo e Lorenzo. Quindi abbiamo vissuto con un'emozione particolare, certo. Facile da comprendere, insomma, il passaggio della fiamma olimpica a Bassano del Grappa. A casa mia dal 21 di gennaio ci sono le tute dei tedofori appese agli armadi, rigorosamente all'esterno dell'armadio, perché non c'è nessuna volontà di metterle via. Bene, 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 quindi è anche una questione di famiglia, e adesso è il terzo tedoforo. Esatto. Adesso dobbiamo terzo tedoforo. E dobbiamo chiudere, Monica, perché il nome ci siamo... della tedofora, chiudiamo col nome. Roberta, lasciamo con Roberta, quindi le immagini, tanta gente ancora, tanta festa nuovamente a Bassano del Grappa. Direttore, a te. Grazie molte, grazie davvero Monica Smider e Renzo Rigon, e grazie ai nostri registi Francesco Ceron e Tony Poll. Stasera Focus, come sempre, alle 21:15. Arrivederci, buona giornata.